Nel Veneto abbiamo vari tipi di radicchio, come ben sapete. Questo lo conoscete, è radicchio rosso di Treviso e precisamente la varietà radicchio rosso di Treviso tardivo, e vedremo anche la differenza con il precoce. Però tra questi due cespi c'è una differenza notevole, perché uno solo è il vero radicchio di Treviso tardivo IGP ed è questo. L'importante è controllare anche la confezione nella quale si trova questo radicchio. Se è quello vero, quello IGP, troviamo il marchio del consorzio di tutela ben chiaro sulla confezione. Una caratteristica del radicchio rosso di Treviso, sia della varietà precoce che della varietà tardiva, è che si ha un processo di imbianchimento, ovvero dobbiamo portare la pianta a far crescere la foglia di colore bianco. Questa è la fase appunto di imbianchitura. È una fase che deve avvenire al buio, in modo tale che non ci sia lo sviluppo della clorofilla che darebbe il colore verde alle foglie. Poi un'altra caratteristica è il colore rosso, e questo colore rosso riusciamo ad ottenerlo nella pianta se questa pianta è soggetta alla brina per almeno un paio di volte.